Allora, quali sono gli aspetti che incidono sulla risposta alle azioni sismiche di un edificio? Diciamo che ci sono degli aspetti che sono sotto il nostro controllo e altri che non lo sono. Cioè, sicuramente le accelerazioni e i movimenti del terreno sono legati al sito in cui andiamo a costruire e di conseguenza questi aspetti non sono sotto il nostro controllo. Cioè, se realizzo un edificio in Alto Adige oppure in Calabria, chiaramente il comportamento del terreno sarà differente. Però gli aspetti su cui noi abbiamo il controllo sono la geometria dell'edificio, quindi un po' l'architettura che utilizziamo, e qui chiaramente degli edifici regolari in pianta e in altezza sono preferibili, però questo non significa che bisogna fare dei cubi per forza di cose. E poi vi è la scelta dei materiali e la tecnologia costruttiva. E ovviamente sia la geometria che queste scelte qua sono sotto il nostro controllo perché sono scelte che facciamo consapevolmente. Le strutture in legno, da un punto di vista sismico, si comportano molto bene. Ci sono due aspetti che influenzano, diciamo, il comportamento della struttura stessa. Il primo è sicuramente legato alla leggerezza del materiale stesso. E questo incide perché praticamente durante un evento sismico la forza che si sviluppa è proporzionale alla massa che viene sollecitata. Quindi, per così dire, un edificio leggero porterà ad avere delle forze, sarà sottoposto a delle forze minori durante un evento sismico. Basti pensare che il legno, il peso specifico del legno è circa un quinto rispetto a quello del cemento armato e di conseguenza è una struttura tipicamente leggera. Chiaramente quando andiamo a verificare un edificio, quando si fa il calcolo strutturale di un edificio, non è solo il materiale costruttivo che andiamo a utilizzare che incide sul peso globale della struttura. Quindi, ad esempio, i carichi accidentali che devo considerare sono gli stessi che devo considerare per edifici a struttura tradizionale. E di conseguenza poi ci sono anche tutti quei materiali che servono per fare le finiture. Parlo dei massetti, dei cartongessi e quant'altro che ritrovo anche in altre tecnologie costruttive. E per questo motivo posso dire che facendo, diciamo, un conto così a spanne, tipicamente si risparmia tra il 50 e il 60% di peso rispetto a una struttura tradizionale. Questo può portare poi a delle scelte da un punto di vista strutturale completamente diverse rispetto ad altre tecnologie. Ad esempio, a livello di fondazioni si possono magari evitare dei pali o insomma questo peso della struttura incide su tutto quello che è il processo chiaramente progettuale. Quindi la leggerezza è sicuramente l'aspetto intrinseco del materiale, quindi delle strutture in legno in sé, un aspetto che le caratterizza. L'altro aspetto è la duttilità. La duttilità è la capacità di dissipare energia tramite lo sviluppo di deformazioni plastiche, che sembra un concetto molto complicato. Però in poche parole, che cosa succede? Da un punto di vista sismico preferisco avere una struttura che si deforma e grazie alla sua deformazione porta, per così dire, a dissipare energie e quindi a ridurre le forze in gioco, proprio semplificando molto, molto il concetto. Questo però non è un aspetto legato al materiale legno in sé, perché il legno è un materiale naturale, ha dei nodi, ha dei difetti e quindi diciamo viene penalizzato da un punto di vista prettamente del calcolo, per così dire, sulle resistenze, proprio a causa di queste imperfezioni sul materiale. Quindi la duttilità viene data o è dipendente dai sistemi di fissaggio che vengono utilizzati, quindi dalle connessioni che ci sono all'interno della struttura. Sono sempre preferibili, per così dire, delle connessioni che hanno magari una resistenza non così elevata, ma che sono presenti in grande numero, con capacità di deformarsi, piuttosto che delle connessioni, ad esempio, incollate, che hanno una grande resistenza ma che non si deformano. Tipicamente, quindi, sono preferibili quelle tecnologie che prevedono l'utilizzo di tante connessioni di piccolo diametro, quindi è preferibile avere
una connessione con molte viti di piccolo diametro piuttosto che inserire una vite magari di diametro molto elevato, perché le connessioni con appunto queste viti di piccolo diametro permettono degli spostamenti, permettono delle deformazioni plastiche che risultano essere molto vantaggiose da un punto di vista sismico. Di questo aspetto la normativa ne tiene conto tramite il fattore di struttura, che chiunque si occupa di progettazione strutturale sa di che cosa stiamo parlando. E proprio all'interno della normativa, dell'NTC, vengono riportate determinate dimensioni e determinati rapporti tra elemento che vado a connettere e dimensione del connettore che possono portare all'utilizzo dei fattori di utilità più alti. Ad esempio, una tecnologia a telaio di tipo platform frame con un'infinità di connessioni è la tecnologia che prevede il fattore di struttura più alto. Quindi la leggerezza è una caratteristica ovviamente del legno e quindi è il materiale in sé che porta a questo vantaggio. La duttilità non è una caratteristica del legno, è una caratteristica degli elementi di connessione che andiamo a utilizzare e quindi anche lì dipende un po' dalle scelte che andiamo a fare. In che direzione si sta muovendo il settore delle costruzioni in legno? Io direi che si sta muovendo in altezza, perché in tutto il mondo c'è una rincorsa, diciamo, all'altezza degli edifici ed è uno sviluppo che si riscontra sia in Europa quanto negli Stati Uniti piuttosto che in Canada. Se faccio un esempio, fino a una decina, poco più di 10 anni fa, edifici di 3-4 piani sembravano delle opere al limite dal punto di vista strutturale per le tecnologie, insomma, delle costruzioni in legno. Adesso invece vediamo che al mondo ci sono vari edifici che arrivano anche fino a 80 metri di altezza, cioè la realtà adesso sono edifici con 25 piani, 80 metri e vedo che ci sono degli studi anche per realizzare edifici più alti, quindi sono dei veri e propri grattacieli realizzati a strutture in legno. E questo è reso possibile proprio dal continuo sviluppo che c'è all'interno del settore, dalla continua ricerca. Quindi parliamo di una ricerca sui nuovi materiali, come possiamo parlare del microlamellare oppure pannelli prefabbricati con solette collaboranti, ma ce ne sono un'infinità. Proprio notizia degli ultimi mesi, il cosiddetto superwood, quindi un materiale diciamo di natura linea trattato a livello molecolare che dovrebbe portare delle resistenze a trazione addirittura superiori del 50% rispetto a quelle dell'acciaio. Quindi questo fa capire un po' che movimento in avanti che c'è da questo punto di vista proprio a livello di ricerca. Dopodiché bisogna anche dire che incide fortemente anche la capacità di produzione. Anche qua i macchinari a controllo numerico sono sempre più sofisticati e quindi più si va in altezza, più precisa deve essere la struttura e noi parliamo appunto di precisioni millimetriche grazie allo sviluppo che c'è anche su questi macchinari. E non da ultimo, abbiamo parlato anche prima rispetto diciamo, alle azioni sismiche, al comportamento sismico, un ruolo fondamentale lo ricopre la ricerca sugli elementi di connessione. E anche qui c'è tutta una gamma di elementi, di prodotti che sono stati studiati ad hoc proprio per edifici, diciamo, particolarmente alti, quindi edifici che si sviluppano in altezza. Ed essenzialmente quello che succede è che questi elementi di connessione permettono di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche del legno, quindi sfruttare la grande capacità di resistenza per le azioni parallele alla fibratura e eliminare, diciamo, magari quelle parti che hanno meno resistenza, che sarebbe per così dire la compressione ortogonale alla fibratura. Un altro aspetto appunto che porta allo sviluppo di edifici in altezza è quello dell'utilizzo di strutture ibride. Parlavo prima di solette collaboranti in legno cemento armato, ma si vede che soprattutto su questi edifici alti c'è una chiara distinzione tra l'assegnazione strutturale che viene fatta verso il legno piuttosto che verso il cemento armato, ovvero i carichi verticali tipicamente vengono portati dalle strutture in legno, mentre il controventamento viene fatto per così dire con delle strutture in cemento armato, quindi classici maniscala, nuclei maniscala e ascensore realizzati in cemento armato. Quindi il legno deve solo più portare i carichi verticali e questo fa sì che si possa andare molto in altezza. Quindi
Per utilizzare però delle strutture ibride è stato necessario sviluppare tutta una serie di programmi di analisi, quindi rientrano anche lo sviluppo dei programmi di calcolo, di software che permettono di analizzare nel minimo dettaglio queste strutture. E anche qua, fino a qualche anno fa, per strutture in legno non è che ci fosse tanto sul mercato. Dopodiché la ricerca si sposta su altri aspetti che non sono prettamente strutturali, ma che ovviamente al crescere della dimensione dell'edificio sono sempre più importanti. Quindi parliamo ad esempio della resistenza al fuoco degli elementi. E anche qua ci sono una serie di prodotti, c'è un continuo sviluppo di prodotti che portano magari ad avere una resistenza passiva dell'elemento, quindi a proteggere tramite dei pannelli particolari, oppure anche dei trattamenti, quindi intumescenti, che garantiscono sia la resistenza al fuoco quanto la reazione al fuoco. Quindi c'è anche da questo punto di vista una continua ricerca. Io stesso ho fatto varie prove, per così dire, per l'azienda per la quale lavoro, delle prove di resistenza al fuoco. Ad esempio abbiamo tutta una serie di certificati con oltre 100 stratigrafie testate che possono essere utilizzate. Quindi questo solo per dire che c'è un continuo, all'interno del settore, un continuo movimento in avanti anche da questo punto di vista. Un altro aspetto chiaramente fondamentale è anche la parte acustica. E anche qui i materiali, c'è uno sviluppo continuo, ad esempio sui materassini che vengono studiati ad hoc a seconda che la struttura sia telaio piuttosto che in XLAM, o piuttosto insomma ogni diversa tipologia possibile. Quindi anche qua ci sono molti aspetti. Come detto, il settore delle costruzioni in legno è in continua evoluzione. E adesso io sono oramai 15 anni che lavoro nel settore e porto solo un esempio. Ad esempio noi stiamo testando delle pareti all'interno di camere ambientali sulle emissioni VOC, quindi sulle emissioni dei componenti organici volatili. In poche parole, queste sono delle prove che servono per verificare la qualità dell'aria degli ambienti interni. E questo lo porto come esempio perché in Italia al momento non ci sono delle normative specifiche sulla limitazione dei VOC sui pacchetti strutturali. A livello europeo c'è qualcosa, ma sicuramente prima o poi arriverà. E quindi noi ci stiamo già portando avanti da questo punto di vista, testando tutti quei pacchetti che abbiamo, per così dire, in commercio da questo punto di vista, proprio per capire se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che dobbiamo ottimizzare. E vedo che in tutto il settore delle costruzioni di legno c'è proprio questa continua ricerca, forse perché fino a qualche anno fa sembrava che fosse un materiale, per così dire, andato un po' in disuso e considerato vecchio, adesso d'altro canto c'è proprio uno sviluppo secondo me maggiore rispetto a altre tecnologie.